La felicità a volte passa anche per un pulmino. Succede a Rossano Veneto, dove le piccole imprese locali hanno regalato un pulmino per disabili al comune che lo userà per persone anziane o giovani che non si possono spostare e regalare quindi loro la possibilità di realizzare piccoli e grandi desideri. Grazie a queste sponsorizzazioni riusciamo ad assicurare una mobilità più facile per chi non ha avuto la fortuna di tanti. Ecco, quindi sia persone con disabilità ma anche anziani che necessitano di essere accompagnati in ospedale, ad una visita, anche ad una gita da trascorrere con i propri compagni. Penso a ragazzini che magari non si possono spostare da soli. Ecco, adesso grazie a questo mezzo di trasporto possono realizzare anche questo piccolo sogno. E ora al comune non resta che sperare che il buon esempio degli imprenditori faccia da volano per altre iniziative e che questo pulmino sia il primo di una serie di regali utili per le persone in difficoltà. Fidiamo che si aggiunga qualcun altro per questa gara di solidarietà che va a beneficio di tutti, dagli anziani che vengono aiutati tutte le mattine dalle nostre operatrici, ai ragazzini della scuola e ai bambini, a tante altre persone che non hanno altrimenti la possibilità di muoversi.